Sesta corsa dell'Arcoveggio, confronto per 3 anni, ritirata Choara Spritz, restano in 8 Commander Crow, Chantal FB, Cazzaniga Light, Castiglio, Cabres di Casei in prima fila, Ciclone dei Venti, Crystal Trio e Credit Cash AS in seconda. Favore in chiusura per Credit Cash AS, allieva di Alessandro Gocciadoro, numero 9. Macchina che stacca in questo momento, velocissima Cabras di Casei che cerca di conquistare il comando su Chantal FB, sulla piegata. Cabras di Casei leader, Chantal FB in seconda posizione, poi Castiglio. Castiglio va a presentarsi su Cabras di Casei dopo 300 metri di gara, è seguito nell'azione da Credit Cash, passa Castiglio. Mentre Credit Cash avanza su Cabras di Casei e si propone a sua volta su Castiglio, 400 iniziali in 30 e Credit Cash insiste all'esterno, attacca con decisione sulla piegata. Castiglio prova a replicare all'attacco di Credit Cash AS, completamento dei primi 600 di gara con Castiglio che replica, 45-3 da 1.15,5. I primi 600 metri, veloce andatura per questo primo segmento di gara. All'esterno intanto c'è anche Crystal Trio, mentre in terza pariglia Ciclone dei Venti. Intanto il giro in 1 minuto secco, con in vantaggio sempre Castiglio su Credit Cash AS all'esterno, la corda è Cabras di Casei, poi Chantal FB, Crystal Trio al largo, gli altri a seguire abbastanza raggruppato. Il pelotoncino al chilometro in 1.15,1, insiste ora Credit Cash, si avvantaggia a 500 dal palo su Castiglio e siamo a 400 dalla conclusione con Credit Cash che ha preso vantaggio e ora è inseguito da Crystal Trio. Crystal Trio si propone al largo mentre finisce con lo sbagliare Ciclone dei Venti, avanza all'esterno anche Cabras di Casei. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Credit Cash deve difendersi da Crystal Trio che insiste, Crystal Trio ha energie più fresche da mettere in campo, ai 100 finali passa in vantaggio e nel finale si stacca per vincere agevolmente Crystal Trio. Il secondo posto è per Credit Cash AS, al terzo Cabras di Casei. 1.14,5 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere, bella affermazione per Crystal Trio e Marco Stefani. Il successo dopo una serie di corse decisamente molto positive premiano Crystal Trio che oggi trova anche schema favorevole ma ci mette comunque del suo per vincere questa sesta prova bolognese. Corre bene anche Credit Cash AS che se la fa scoperta interamente e cala un po' nel finale ma mostrando comunque di avere buoni mezzi. Terzo posto per Cabras di Casei che conferma a sua volta il buon momento. Ordine d'arrivo quindi ancora ufficioso ovviamente 8-9-6 dalla sesta di Bologna.